Buongiorno, li prepariamo questi bei cestini? Questo video lo dedico a tutti voi, tutti i miei follower, tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che mi vogliono bene. Iniziamo. La dose per le crepe è 2 uova, 2 bicchieri di latte intero, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di zucchero. Voi vedete un po' in più è la dose perché ne ho fatta qualcuna in più. Quella che vi ho dato è la dose per 10 cestini, però a volte capita che fai una crepe o si rompe, quindi poi se dovete fare una certa quantità io preferisco sempre fare una dose in più, che comunque viene mangiata la crepe, non si butta. Ignorante in gel e andate un po' ad occhio, un po' a sentimento, non c'è una dose precisa. Ecco qua, poi prendiamo una padella antiaderente e iniziamo a litigare con le crepe, perché io ci litigo con le crepe, è una cosa a pelle proprio, però le ho fatte, qualcuna l'ho rotta, però 10 sono venute. Prima la panna la montiamo bene, poi aggiungiamo il mascarpone e in ultimo il latte condensato. Sono 200 g di panna, 250 g di mascarpone e 150 g di latte condensato. Una volta montato ci prepariamo mirtilli e fragole. Io ho usato questa frutta qua, voi potete usare anche un'altra frutta. Poi prendiamo questi waffle da mettere all'interno. Potete usare anche pan di Spagna o se avete fatto un ciambellone, lo potete usare. Ecco qua, ci facciamo con questo stampo di biscotti, questo è uno stampo per biscotti, ci facciamo dei cerchi, non troppo grandi ragazze, perché sennò dopo non riusciamo a chiudere bene il sacchetto, il fagottino. Diamoci un nome noi, così. Poi prendiamo la crepe, poi prendiamo la crema, ce la mettiamo all'interno, così, e ci mettiamo il waffle. Poi prendiamo un po' di marmellata a frutti di bosco, potete usare anche marmellata a fragole, poi dipende sempre dalla frutta che voi usate, ragazzi. Potete usare quello che a voi piace. Potete fare anche con la cioccolata, mettere un pezzettino la Nutella all'interno, un pezzettino di cioccolata sopra. Lo potete fare anche così. Ci mettiamo un altro po' di crema, così. E adesso con tanta pazienza e delicatamente le chiudiamo, così. Poi prendiamo lo spago, questo qua per alimenti, ma perché qualcuno ha sempre da ridire, per questo ho precisato, e lo leghiamo, sempre delicatamente perché si possono rompere. Ecco qua, così. Dovete stare molto tranquille quando se decidete di fare questo dolce, perché ci vuole tempo e pazienza, tanta pazienza. Ecco qua, ce l'aggiustiamo un po', ci mettiamo un altro po' di crema, così, e poi ci mettiamo la fragola. Io ci ho messo la fragola e 2-3 mirtilli. Non li trovavo, eccoli qua. 2-3 mirtilli. E poi in ultimo ci mettiamo un po' di zucchero a velo. Però sono carini, ragazze. Ne vale la pena. Ho fatto una bella figura perché questi qua noi li abbiamo mangiati già. Il video l'ho registrato qualche giorno fa. E sono buonissimi. Adesso ve li faccio vedere meglio, ve li faccio vedere tutti pronti. Eccoli qua, sono uno spettacolo, ragazzi.